Amici telespettatori, buonasera a tutti, ribenvenuti naturalmente in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari, tipi strani naturalmente, e questa sera vi devo presentare un altro ragazzo, sempre di Peschiera del Garda, che mi sembra che io abbia intervistato esattamente alcuni istanti prima, solo che adesso sto notando una cosa, che questo ragazzo che io ho intervistato aveva... Cavo, tu hai visitato mio fratello. Esatto, io praticamente... Hai visitato Alex tu. Esatto. Io sono Marco. Allora Alex, che ho intervistato poc'anzi, è il fratello di Marco. Marco naturalmente ha pure questo grave problema, cioè è in cerca dell'anima gemella, però un'anima gemella un po' particolare. Sentiamo il perché. Guarda, io sono un uomo che veramente ho tante di quelle velleità che sono una cosa pazzesca. Io sono un amante di quello che è bello. Io sono... Cioè tutto ciò che è bello a te piace? Io guarda, per me, io e il Gabriele D'Annunzio, conosci, cavo? Chi? Gabriele D'Annunzio. Così, vicini di casa. Sì. Io e Gabriele eravamo, guarda, per me è un sogno lui. Lui aveva tutto questo vittoriale con tutte le sue belle cose qua sul Garda. Tu vai, c'è bellissimo, no? Certo. Cioè, tu è bello. Ascolta Marco, tu hai 35 anni come tuo fratello, d'altronde siete siamo gemelli. gemelli, cavo. Esatto. Allora ascolta, come mai... Sfigato lui, guarda. Abbiamo un problema uguale io allora. Vabbè, scusami. Come mai Alex è venuto fuori praticamente, diciamo, lui è un normale? È un deviato lui, guarda. È un deviato. Cioè, Gli piace la donna. Questa... A lui piace la donna, per me la donna, guarda, io sono così la donna, fa schifo la donna. Io amo l'uomo. Certo. Cavo, che bello che sei. Lo so. Sei veramente bello, tu lo sai, sì, cavo. So, mi piace la tua barbetta così. La barbetta bella scuba. Sì, lo so. Si vede che sei siciliano. Sì. Bello sei cavo. Vabbè. Non me lo dai un bacio dopo? No. Per piacere, dai. Allora Marco, perciò ma parliamo cavo, di questo... non ti piace il mio petto quasi villoso? Mizzica. Prima la mia amica Salvetta mi ha provato a farmi una cervetta, non c'è riuscita. Ma ti giuro, guarda, con la Coca-Cola ho provato a facere il mio depressione. Lì per fare la ceretta lì ci vuole colla abbondante. No, qua non ci vuole niente, guarda, qua lì te vengono via. Con la pizzetta. La pinzetta. Va bene Marco, allora parliamo di questa anima gemella che tu sei interessato a trovare. Sì, esatto. Un uomo bello voglio, guarda. Un uomo che sia nordico, svizzero, guarda. Gli svizzeri mi piacciono tanto. Sono biondi i capelli. Gli occhi come li dovrebbe avere? Popovei. Cioè, definisci purpurei. Popovei, colore... È presente Sofia Loren? Che c'ha con gli occhi bellissimi. Sì. Io tanto bene così. voglio lei. Deve essere alto quest'uomo? No. No. Lo vuoi bassino? Bassino. Diciamo 1,50 m? No. Un po' più alto. 1,60 m? Un po' più alto. 1,65 m? Un po' più alto. 1,70 m? Facciamo di più. 1,75 m? Va bene, dai. Ce la sei giocata. Deve essere 1,75 m, lo vuoi robusto, magrolino, come lo vuoi? Voglio due muscoli che sono pazzeschi. Guarda, voglio i muscoli suoi, ma veramente voglio di quelle cose pazzesche, ma muscoloni, no, cavo? Cioè, ma che quando ti abbraccia senti quella carne che ti viene fuori, che ti stringe da mente tanto ti fa schizzare fuori gli occhi dalla testa. Addirittura? Sì. D'altronde è una passione che porti. Sì, guarda. Proprio voglio... Cioè, tu sei amante dei muscoli praticamente. Sì, cavo, guarda. I muscoli suoi di un uomo, ma guarda, io avevo una volta un uomo mio, un amico mio, guarda, era veramente bello. C'era il cantante. E poi com'è finita? È schifio. Cioè? Ti ha lasciato? No, L'ha lasciato tu? è finito su un treno. Si è suicidato. Sotto un camion? Treno. E intanto è una cosa che portate tu e tuo fratello, una sfiga praticamente. Una volta che incontrate l'anima gemella, la finisce sempre. Purtroppo, io quando trovo un uomo giusto, Certo. cavo, guarda, io sono disperato. Vabbè, ti posso capire. Vabbè Marco, quanto tempo è? Io porto sfiga, cavo. Certo. Tu mi vuoi a me? Mi vuoi a me? Io sono fidanzato. Perché? Lasciala. Non ci possiamo lasciare. Tutti quanti gli uomini Ci abbiamo praticamente... Noi uomini ci amiamo, tu non lo sai, cavo. Ti spiego. No, lo so, ti posso capire. Dai. E tu che dici a casa? Allora, È bello st'uomo. Allora, Vero che è bello quest'uomo? Marco. Allora, Marco.
Amore mio, Parliamo- cavo, guarda. Parliamo di questa anima gemella, giusto? Bello, Quanto sai. tempo è che tu Bello, porti questa bello. passione? Parliamo di questa anima gemella. Quanto tempo è che tu questa passione la porti dentro? Io mi scoprii amante degli uomini. Avevo 13 anni. 13? Sì. Andavo a letto con cugino. Con tuo cugino? Ma questo è grave. Perché fra cugini, eravate cugini di sangue o cugini siamesi? Amici. Solamente amici. Quindi, Si chiamava cugini amici. perché erano amici. Esatto. Però Quindi cavolo, di sangue lui non era c'era- tanto cavo, lui guarda aveva di quei muscoli, mio cugino, ma aveva bello, biondo. Ma aveva bello, ma ti giuro. No, non ti capisco, per cui succede. Dai, tu non vuoi stare con me che sei bello muscolo, i capelli, Lo so, tu. ma- Belli occhi marroni. Lo so. Marroni con una parte verde come me. Lo so, ma purtroppo... Poi le sopracciglia belle curate, tutte nere. lo so, ma la così barbetta non- scura. lo so. Poi l'orecchino, io non c'ho l'orecchino. Se no, me lo Poi sto hai una, lavando. hai una bellissima collana. Sì, ma questa La mano maglietta, tu me la puoi prestare la maglietta? a disposizione, poi te la... Dai, adesso spogliati. Va bene. Dai, spogliati, cavolo. Come sai fare tu? No, spogliati, cavolo, dai. Dai. No, e poi dobbiamo chiudere perché ci sono i telespettatori e le telespettatrici che ci stanno guardando. Tu, uomo che mi stai guardando, tu mi stai guardando dallo Allora, schermo. in questo momento ci sono i Cavolo. telespettatori, non dico telespettatrici, parlo dei telespettatori che volessero contattare Marco, 35 anni di Peschiera del Garda, che nutre questa grande passione di incontrare il suo uomo ideale, la sua anima gemella, possono farlo contattandolo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Come il mio fratello. Sì, Un uguale. 2-6, cavolo. Cavolo, guarda, io sono terribilmente disperata. Sì. Mi sento guarda, veramente. Non ti guarda. preoccupare che lo troverai. Mi sto bene con i capelli. Bellissimo. Sei sicuro? Il parrucchiere è lo stesso. Sì, no, È bravo. no. Sì, sì, Sì. va bene. Sei sicuro? Ok, sì, tranquillo. Ah. Vabbè, allora, amici telespettatori e amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che volessero contattare Mi piace Marco, quest'uomo. 35 anni di Peschiera del Garda, lo chiamino al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione Dai. per la rubrica dei cuori solitari tipi strani. Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta. Alex. No, Marco. Sì, Mi piace farmi ogni tanto farmi mio fratello. succede anche questo. Ciao ciao. Oh yeah!